era sempre online. E poi ha deciso di vivere. Non rideva più nemmeno quando registrava. Il bello è che ci credeva davvero. Almeno all'inizio. Ogni tanto pubblicava. Certo, non si vedeva più. Diceva che andava tutto bene, ma non era Gli vero. brillavano gli occhi. Ah, mi posso fare la foto con la bara? Avevo appena 10 anni. La maestra Gigli organizza la recita Polvere di Stelle. Io canto Tace il labbro con l'entusiasmo di uno che crede davvero che da grande farà il cantante. Povero scemo. Eppure lì mi fulmina l'amore per la musica e lo spettacolo. Da grande voglio fare questo, mi dicevo. Ignaro che avrei passato metà della mia vita a spiegare ai parenti che fare i video su internet è un lavoro. Alle superiori mi butto nei laboratori musicali, un po' perché lo amavo, un po' perché mi aiutava a posteggiare, diciamolo. Poi succede un fatto. Registro il primo video con Fabrizio. Sbam! Scopro il mio superpotere. Con un video posso fare tutto. Posso cantare, posso esprimermi, posso pure sembrare intelligente. E il culo. Poi arriva l'imbarco, allievo ufficiale di coperta. E no, scemo, no quello del divano, copertine, che là. Fare video in mezzo al mare è complicato. E lì capisci che i sogni vanno messi in stand-by. Non puoi fare un video se stai in mezzo al mare a contare i container. Finisce sto periodo da navigatore, torno a terra, riprendo coi video. Esce il video commento su Giuseppe Sapio. 10.000 iscritti in una notte. C'è da zero influencer col fiatone. Raduni a piazza plebiscito, sembra che stia per succedere qualcosa di grosso o che mi arrestano. Non si capisce. Arriva il provino per un musical con Sal Da Vinci scritto da Alessandro Siani. Ma tanto non mi prendono, che ci vado a fare? Checco Caruso viene a casa a prelevarmi e dice di provarci almeno. Spoiler. Mi prendono. Nel frattempo MSC mi richiama per un altro imbarco. Vuoi tornare a bordo? No, grazie, sto imparando a sognare a terra. Mia mamma subito. Ma sei sicuro? Come rifiuti? E io, non ti preoccupare, mamma. Massimo, che vivere sotto i ponti, ma coi follower. Inizia la tournée, un sogno. Finisce la tournée, torno a far video. Inizio a buttarli per caso su Facebook e badabababam! Forse si è buggata. No. Era tutto vero. I numeri crescevano, la popolarità si espandiva a macchia d'oro, senza neuro, ma popolare. Wow. Per strada l'affetto era incredibile, la mia gratitudine senza confini, proprio tipo il mutuo. Inizio un programma in radio, sta andando tutto alla grande. Che cosa può mai andare storto? Eccola qua, la pandemia, tutto chiuso. I social cambiano, gli algoritmi pure, l'umanità, non pervenuta. Non mi piace. Perché? Che succede? Che mi sta succedendo? Che accade? E niente. Così sono morto. Ci ho creduto, forte, al punto di mollare tutto. Ma nessuno ti dice che anche il sogno può stancarti. Mi ero accorto che qualcosa non andava, prima ancora che ve ne accorgeste voi. Tranquilli, so fare autocritica. Sia chiaro, nella vita esistono problemi veri, più grandi, malattie, guerre, il traffico sulla tangenziale, posta italiana, non so che cosa. Però, quando il lavoro che fai dipende da quello che hai nella testa e nell'anima, se la testa va in tilt è un problema pure quello. Il quadro davanti a me era semplice, avevo due strade. Quella facile, mi metto a fare video verticali, un minuto e mezzo, niente di cosmico, tanto oggi la gente ha pure l'attenzione di un pesce rosso. Quella difficile, tornare su YouTube ma farlo bene. Con uno studio, un team, contenuti pensati, fatti come si deve. Insomma, quello che sogniamo da una vita. E che costa? Costa sudore, tempo, costa soldi e soprattutto pazienza. E niente, ovviamente ho scelto la facile. Video short, dirette 5 giorni su 7. Gli sponsor arrivavano, le live funzionavano, i numeri pure, ma dentro il vuoto. Stavo costruendo una gabbia. Dorata, ma sempre una gabbia era. Stavo facendo il minimo sindacale. Ero stanco di rincorrere like, di fingere entusiasmo, di non sapere se ero io o era l'algoritmo. Un giorno, scorrendo tra gli shorts, mi è uscito il video di uno youtuber che diceva più o meno una cosa tipo: ho fatto una seduta con la mia psicologa e mi ha detto che io devo elaborare un lutto, il mio. Ecco, mi si è accesa la lampadina. Ero morto pure io. O meglio, quella versione di me era morta. Adattata, giusto per. Ma io continuavo a fare video come se nulla fosse, come il Diego di 10 anni prima, senza rendermi conto che la vita nel frattempo
mi aveva cambiato tutte le carte in tavola. A volte smetti non perché non ti interessa più, ma perché hai dimenticato perché avevi iniziato. E io l'avevo dimenticato. Così ho smesso. Ultima live. Qualche short buttato lì come chi lascia le briciole in strada e ho iniziato a lavorare alla strada difficile, sul mondo che avevo in testa e che doveva finalmente diventare reale. 2 anni. 2 anni di problemi burocratici, attese infinite, giornate passate a immaginare e a rimandare. Ora, scusate se mi sono dilungato e se nel frattempo vi è scesa la classica puntella di Waller. Tranquilli, normalissimo, ma siamo arrivati al punto. Non sono, siamo, voi insieme a me. Finalmente quei sogni sono diventati realtà e il vecchio me può pure riposare. Grazie. Ragazzi, ma accendiamo le luci. Ma le luci mi dare il fontanello, Cadin. Tutto scuro. Cari amici vicini e lontani, buonasera, buonasera a dove siamo. Così salutava il famoso presentatore Lucio Filogamo, che attraverso la radio faceva compagnia a molte persone